La se via trovà così, par terra, a scuro. Era stato un sogno. La si ricorda un gran ciaro, come tutte le stelle e la luna messe insieme. Un gran calor e una bea voce bea, che non la parea neanche di sta terra. E quelle parole, non sta aver paura, te sarà la mamma del Metosatel. E il Signor vuol così. No, non poteva essere vero, ma col passar del tempo, pian pianin, come una onda del mar. L'aveva sentì crescere dentro di ella qualcosa di nuovo. No, non era stato un sogno. E il Signor voleva così. Ma come fare a dirglielo a Giuseppe? Come poteva spiegargli quel che le era successo? Come poteva fargli capire una roba così grande? Stella mea, perché non te risponde, perché non te me guarda, cosa Dios di oggi così passi. Stella mea,
El temp el passea. Maria la continuait la sua vita de sempre e la tenia dentro il cuore la voce che l'aveva ascoltata qui a notte. Ogni tanto la si ripetea: non sta aver paura. La guardia a Giuseppe e la capia che il suo ben l'era più grande delle stelle, del mar, di tutto l'universo. La passea ore a guardarlo, a lavorare il legno con forza, calma e pazienza, e la sentia tutto l'amor che gli metteva e l'era contenta. Il tempo il passea, e sapendo che anche sua cugina Elisabetta l'aspettea un tosatel, l'aveva deciso di andarla a trovare. L'aveva camminato tanto, sotto il sole, con fatica. Ma quando che l'era arrivata, Elisabetta l'aveva sentito il suo tosatel muoversi contento e anche ella l'aveva capito tutto. E allora Maria non era più stata buona di tenere dentro la sua felicità, l'amor grande che la sentia per il Signore, per tutto quel che Lui gli aveva dato.